Buongiorno e ben ritrovati, buon lunedì, una nuova settimana da trascorrere insieme per raccontarvi le notizie, i fatti principali che accadono nella nostra regione, puntuale come sempre accanto a voi. E anche oggi iniziamo questo lunedì con la cronaca, parleremo poi di politica in un dibattito sempre più acceso, ed è proprio di politica che verte il sondaggio di quest'oggi. Naturalmente è lunedì e non può mancare il nostro sondaggio di cui conoscerete l'esito questa sera nel corso di Ring. Il dibattito è quello sul terzo mandato per i sindaci sopra i 15.000 abitanti. Torna in primo piano dopo le parole del primo cittadino di Milano, Beppe Sala, che ha definito il tento antistorico attaccando la segretaria del PD Elly Schlein. Un giudizio trasversale che anche in Veneto vede d'accordo sindaci di centrosinistra e centrodestra per chiedere che il limite dei 2 mandati venga tolto anche per i grandi comuni. Il quesito lo state vedendo in sovrimpressione: togliere il limite dei 2 mandati per tutti i sindaci. 0422 16 26 691 0422 16 26 690. Se la vostra risposta è no, la chiamata è gratuita, come detto, questa sera nel corso di Ring a partire dalle 21. E adesso la cronaca ci porta subito dal nostro Christian Arboit insieme a Simone Merlo fuori dal Tribunale di Treviso, dove è in corso una nuova udienza nel processo per Franco Battaggia. Stiamo parlando dell'omicidio di Anica Panfile. Buongiorno Christian e buon lunedì anche a te. Buongiorno a te Francesca, anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. Sono uscito da pochi secondi dall'aula, ti do gli aggiornamenti di una udienza particolarmente complessa, con numerosi dettagli ma anche in parte dei colpi di scena. Proprio in questi minuti sta emergendo una pista che potremmo definire la pista albanese. L'avvocato Fabio Crea in particolare sta rivolgendo delle domande a Luigino De Biase, che è l'ex compagno di Anica che viveva un periodo di difficoltà. In realtà forse tutta la vita di Anica è stata una vita difficile e piena di difficoltà. In particolare però starebbero emergendo delle forti minacce da parte di un non ben precisato gruppo di albanesi che appunto avrebbero tenuto sotto scacco non solo Anica ma anche il compagno. Come puoi immaginare, è chiaramente una fase molto delicata, dobbiamo capirne assolutamente di più. Luigino De Biase poi ha aggiunto anche altri dettagli, per esempio Anica Panfile consumava cocaina ed era risultava alterata soprattutto quando rientrava dalla casa di Franco Battaglia, dove faceva le pulizie. Con ogni probabilità quindi lì utilizzava la polvere bianca. Non solo, un altro particolare ancora, che dettaglio non è. In diverse occasioni nel corso del 2022, alcuni mesi prima, quindi rispetto al ritrovamento del cadavere, Anica Panfile avrebbe manifestato la volontà tramite SMS, non solo in forma verbale, di farla finita. Quindi avrebbe manifestato la volontà di suicidarsi. Ti dicevo, non è un particolare da poco, perché come ben sapete all'inizio il caso Panfile era stato in qualche modo definito come un suicidio dagli stessi inquirenti. Poi nei giorni successivi al ritrovamento del corpo, nelle ore immediatamente successive all'autopsia, era emerso il possibile coinvolgimento di terzi. In questo caso appunto l'accusa parla di omicidio volontario in carico a Franco Battaglia e di occultamento di cadavere. Da lì appunto le restrizioni in capo al 78enne imprenditore di Spresiano, noto per essere il titolare della pescheria Tiburon, Battaglia, che in questo momento è in aula e sta assistendo quindi a queste testimonianze. Non solo, vita difficile, ti dicevo Francesca, e poi ti restituisco la linea, anche perché
Anika era minacciata costantemente anche dall'ex marito che tanti anni fa, all'inizio della loro relazione, l'avrebbe costretta anche a prostituirsi in un albergo del Padovano. Quindi si conferma anche il fatto che Anika per un lungo periodo si sarebbe prostituita. Insomma, come puoi immaginare, una vita difficile. Non solo, ci sarebbero delle minacce di morte da parte dell'ex marito, che voleva dei soldi da Anika. E poi, ultimissimo particolare che finora non era mai emerso, poche ore dopo, la notte diciamo così successiva alla scomparsa, la scomparsa è il 18 maggio, era giovedì pomeriggio dalle 16. Luigino De Biase, l'ex compagno, dice di non aver più visto le spunte blu sul telefonino di Anika. Ebbene, la notte alle 3 del mattino Luigino De Biase si è presentato, così ha raccontato, presso il deposito della pescheria Spresiano, e avrebbe avuto un primo faccia a faccia con Franco Battaglia. In quell'occasione avrebbe chiesto: ma dov'è Anika? E Battaglia avrebbe risposto a De Biase: se non lo sai te. Poi tra i due ci sarebbe stato un nuovo, diciamo così, una nuova comunicazione all'indomani, quando appunto De Biase si è recato dai carabinieri per denunciare la scomparsa della donna. Quindi tanti davvero gli elementi che stanno emergendo, su tutti però l'ultimo, verso le 11.45, le 11.50, questa pista che potremmo definire albanese. Chi erano questi soggetti che minacciavano Anika? Cosa volevano da Anika? Ecco, su questo De Biase non sta dando forse le risposte che l'avvocato Fabio Crea vorrebbe, o comunque in qualche modo attende. Insomma, vediamo nel proseguo. Per il momento con Simone Merlo dall'esterno del Tribunale di Treviso. Francesca, ti restituisco la linea. Ovviamente questa sera faremo il punto di tutte queste testimonianze, per certi versi con spunti nuovi. A te la linea. Grazie Cristian, grazie a Simone Merlo. Davvero tanti gli elementi che Cristian ha messo sul tavolo e emersi in questa nuova udienza in Tribunale a Treviso. Con la cronaca andiamo a Padova, ancora una scritta contro la polizia in città, è una scritta con vernice spray nera apparsa su una vetrata in via Mameli in zona stazione, recita sbirripetasse, un termine dispregiativo francese che significa meretrice o insetto assassino da Petax. La segnalazione alla sala operativa della questura è giunta attraverso YouPol grazie ad una cittadina che, avendo notato la scritta, ha allertato la questura. Sul posto, oltre agli agenti del 113, sono intervenuti anche gli uomini della Digos e della Polizia Scientifica per gli accertamenti del caso. Si tratta dell'ennesimo episodio di odio contro la questura di Padova dopo le scritte comparse nella serata di domenica 24 novembre, dove sul muro di uno stabile di fronte alla questura con l'insulto "uno sbirro buono è uno sbirro morto". La Digos ha inviato alla Procura della Repubblica di Padova un'informativa di reato per vilipendio delle istituzioni. E Digos al lavoro anche per visionare le centinaia di ore di immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione di Montagnana, dove è stata trovata una catena agganciata ai cavi della ferrovia. Continuano le indagini della Digos di Padova per individuare il responsabile del lancio di una catena da bicicletta sui fili della media tensione della stazione ferroviaria di Montagnana nella Bassa Padovana. Sono infatti al vaglio della polizia centinaia di ore di filmati per individuare l'autore del gesto che avrebbe causato non pochi disagi. All'attenzione dei poliziotti anche la guaina esterna del catenaccio. Gli inquirenti sperano infatti di rilevare le impronte digitali di chi l'ha lanciato sui cavi della ferrovia. Sabato inoltre è stato convocato in questura ed ascoltato dalla Digos il tecnico di RFI che giovedì all'alba aveva scoperto la catena lunga più di 1 metro che era stata posizionata sulla linea aerea dei tralicci ferroviari in corrispondenza del secondo binario della piccola stazione, un binario di servizio che generalmente non viene usato per il transito di passeggeri.
Anche a Roma si è verificato il tentativo di sfondamento di una centralina della stazione Aurelia, gesto che preoccupa il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, che in una nota annuncia che alla luce delle notizie di particolare gravità emerse nelle ultime ore, con episodi sconcertanti in provincia di Padova e a Roma, ritengo urgente informare il Parlamento. Confido di essere in aula già questa settimana. Ringrazio donne e uomini del gruppo FS che, dopo l'esposto per troppi incidenti anomali, sono mobilitati anche per presidiare i punti più delicati delle linee ferroviarie, conclude Salvini. I carabinieri di Silea, siamo in provincia di Treviso, hanno denunciato in stato di libertà per rapina in concorso 3 giovani di 17, 16 e 15 anni, tutti residenti nella provincia di Treviso e con precedenti di polizia. L'indagine è iniziata dopo la rapina che era stata portata a termine il 10 gennaio in centro a Treviso, in Corso del Popolo, ai danni di un minore di origine brasiliana. Qui era stato portato via il telefono cellulare. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi e inconfutabili elementi di colpevolezza nei confronti dei 3 indagati che avrebbero agito in concorso tra loro, minacciando il coetaneo che stava aspettando l'arrivo dell'autobus dopo essere uscito da scuola. Durante le attività investigative i carabinieri hanno eseguito perquisizioni domiciliari delegate dalla Procura per i minori nei confronti dei soggetti coinvolti, trovando indumenti utilizzati durante la rapina. L'identificazione è stata resa possibile dalla vittima, che ha riconosciuto gli autori del reato. Nessuna impronta è stata lasciata dall'autore delle minacce all'avvocato Giovanni Caruso. Il legale difensore di Filippo Turetta aveva ricevuto una busta con 3 proiettili all'indomani della condanna all'ergastolo del suo assistito, che nel novembre 2023 aveva ucciso Giulia Cecchettin. Le analisi della polizia scientifica sulla busta e sui proiettili non hanno rilevato tracce se non quelle di Caruso e dei collaboratori che avevano ricevuto la missiva il 4 dicembre. L'indagine però va avanti con l'analisi delle immagini delle telecamere vicino allo studio del legale a Padova e per ricostruire il percorso della lettera affrancata e passata dal centro meccanografico di Padova. Restiamo a Padova con un brutto episodio di razzismo in campo durante una partita di calcio del campionato Juniores. Insultato durante la partita per il colore della sua pelle, l'ennesimo episodio di razzismo in campo è avvenuto sabato pomeriggio durante una partita del campionato provinciale Juniores di calcio. Come riferisce la stampa locale, un giocatore del Real Padova avrebbe chiesto di uscire dal campo dopo aver ricevuto dalla panchina della squadra avversaria un insulto razzista. Il ragazzo veniva chiamato scimmia, epiteto però non sentito dall'arbitro. Tuttavia in serata sul sito Tuttosport, utilizzato per caricare i risultati delle partite, un sostenitore della squadra avversaria, il San Giorgio in Bosco, ha scritto un commento xenofobo. Al Real Padova giocano più scimmie che persone, in campo sembrava di stare in una giungla. A quel punto il Real Padova ha deciso di sporgere denuncia. Ennesima aggressione al personale sanitario dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Ieri mattina un'infermiera è stata aggredita da un paziente durante una visita al pronto soccorso. A contattare subito la collega il presidente dell'Ordine degli Infermieri di Vicenza, Giacomo Canova, che è stato intervistato dal nostro Daniele Garbini insieme ad Andrea Benetti. Ospedale San Bortolo di Vicenza, siamo qui per l'ennesima aggressione purtroppo segnalata ieri ai danni di un'infermiera. Con me Giacomo Canova. Buongiorno a tutti. Il presidente dell'Ordine degli Infermieri di Vicenza con noi proprio perché è l'ennesimo episodio di una serie infinita di aggressioni. Siamo qui perché questa infermiera proprio ieri mattina verso le 9:15 è stata aggredita da un paziente alla termine di una visita, un paziente diciamo subito con problemi psichiatrici che è apparentemente inoffensivo, invece poi si è trasformata da quella che sembrava una visita in un'aggressione. Ecco, sappiamo che l'ha già sentita. Come sta la collega? La collega l'ho sentita nell'immediatezza ieri, appena avuto notizia dei fatti. La collega chiaramente è scossa, è amareggiata per quello che è successo, ma allo stesso tempo è anche determinata, una volta ripresa, a riprendere servizio e a garantire quindi tutto quello che facciamo noi infermieri quotidianamente, a garantire il diritto alla salute, diritto sancito dalla Costituzione. Ecco, ferite sono più psicologiche?
lui? Ha subito sicuramente un colpo di natura traumatica, ecco, diciamo così, allo stesso tempo ha subito anche un colpo di natura psicologica, perché ripeto, noi infermieri nel momento in cui andiamo in reparto ad assistere i nostri pazienti lo facciamo non aspettandoci chiaramente episodi di violenza nei nostri confronti. Ecco, questo episodio è anche l'occasione perché a Vicenza c'è una novità oltretutto, perché è stata una novità, un giro di vita, insomma la legge prevede un più severità nel caso di queste aggressioni e quindi anche una novità a livello nazionale. Di cosa si tratta? Esattamente, qui a Vicenza è la prima volta che viene applicata la nuova legge che è stata approvata lo scorso ottobre, che prevede l'arresto di chi agisce con violenza nei confronti del personale sanitario, in questo caso insomma in flagranza di reato. La legge prevede anche in flagranza di ferita. Cosa significa? Che anche a distanza di tempo le forze dell'ordine possono agire nei confronti di questi criminali che mettono le mani addosso agli operatori sanitari. Ecco, oggi ovviamente, anche se il giorno dopo dei fatti, comunque la polemica continua, perché sul fatto che continuano a accadere questi fatti che insomma creano grossi problemi non solo al personale ma proprio anche ai cittadini che frequentano questi ambienti. La presenza anche recente della polizia, della vigilanza privata sembra non bastare. Questi garantiscono una sorveglianza H24, nel caso invece come questo non c'è la polizia di Stato che fornisce servizio solo una parte della giornate feriali e nei fine settimana manca, e su questo c'è una pressione anche dagli stessi professionisti ma non solo, dalle forze politiche, affinché che cosa? Sì, sono stanco di dover fare interviste perché aggrediscono dei miei iscritti, dei miei colleghi, non solo a Vicenza ma in tutto il territorio. Quello che chiediamo a gran voce è di poter operare in condizioni di sicurezza. Operare in condizioni di sicurezza significa garantire cure sicure e di alta qualità. C'è una proposta, so che c'è un'interlocuzione e so che c'è a gran voce una richiesta di un posto di polizia aperto H24, anche perché la nostra collega non solo è stata aggredita, non solo ha subito dei danni fisici, ma si è dovuta recare di persona in questura, quindi allontanarsi dal luogo di lavoro per poter sporgere denuncia e per procedere con tutte quelle che sono le azioni successive a questo episodio. Quindi ciò che chiediamo a gran voce è una tutela ed è quello di poter lavorare in sicurezza. Penso che sia la base. E domani nella sede del Consiglio regionale del Veneto verrà consegnata una targa ad Emiliano Rocco, il 45enne operatore sociosanitario della casa di cura di Abano, che nella notte del 3 gennaio era intervenuto riuscendo a bloccare un 24enne ricoverato al pronto soccorso sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, che all'improvviso aveva dato in escandescenze aggredendo il personale medico e un vigilantes. L'Ossa era intervenuto riuscendo a bloccarlo e venendo a sua volta colpito con calci e pugni. E adesso andiamo a Mestre perché fa discutere l'iniziativa di una scuola elementare di organizzare un corso di bengalese per i piccoli alunni. Buongiorno a Ilaria Marchiori e buongiorno al suo ospite. Buongiorno a te Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui di fronte all'Istituto Comprensivo Giulio Cesare di Mestre, che ha pensato questa iniziativa, un corso per bengalesi, ovviamente in orario extrascolastico, lo specifichiamo, gratuito sia per i bambini mestrini i cui genitori volessero fargli prendere parte, ma soprattutto per i bambini bengalesi nati in Italia. E il nostro ospite Prince Aulader, uno dei portavoci della comunità bengalese di Mestre, ci spiega bene in che cosa consiste questo corso, perché forse non c'è stata molta chiarezza. Grazie. Allora, questo corso prevede che la scuola organizzi dei eventi extrascolastici fuori dall'orario scolastico, che è principalmente rivolto ai ragazzi bengalesi che sono nati qua, che non conoscono le loro origini, che non conoscono la loro lingua d'origine dei suoi genitori, che è una cosa bellissima, perché quando questi ragazzi un giorno ritorneranno nel loro paese potranno parlare nella loro lingua con i suoi nonni, con i zii, con i parenti, quindi è una cosa bella. Finché è una cosa che si tratta di un arricchimento oltre a quello che conoscono. Poi se è una cosa purtroppo è una cosa che è vista male, perché purtroppo non è stato spiegato molto bene, però finché si tratta di un'iniziativa di arricchimento è una cosa ben voluta dalla comunità bengalese e ben voluta da altre comunità, tipo che possono essere cinesi, possono essere albanesi o altre comunità. Quindi è una cosa bella per quale siamo contenti, però non deve essere vista male, perché questa è una cosa che
va fuori dall'orario scolastico. Ecco, specifichiamo che innanzitutto l'iniziativa è partita da questo istituto perché c'è un'alta presenza di ragazzini e bambini bengalesi e che comunque sono integrati perché essendo nati in Italia loro l'italiano lo conoscono, quindi questo corso in realtà gli aiuterebbe a conoscere meglio la loro cultura una volta che volessero tornare nel loro paese d'origine. Questo, dicevamo, ha scatenato delle polemiche, in primis da parte dell'eurodeputata leghista Cisint, che ha parlato di una spirale autodistruttiva. Lei come commenta questo, Aulader? Assolutamente no, perché non è una cosa autodistruttiva, ma è una cosa che dà delle competenze in più a questi ragazzi che possono provenire dal Marocco, possono provenire da altre nazionalità. Se la maggioranza di queste scuole gli alunni sono di un paese specifico, è bello insegnargli qualcosa in più e insegnargli delle cose in più. Non è una cosa che toglie qualcosa a quello che già fanno, quindi è una cosa di arricchimento, non di autodistruzione. Per questo lei vuole lanciare un messaggio all'eurodeputata? Assolutamente, se la eurodeputata Cisint vuole parlare, noi siamo ben disposti a dialogare, però non deve essere un dialogo unidirezionale che lei ci parla e basta, deve essere un dialogo bidirezionale che lei ci parla, noi l'ascoltiamo e vogliamo parlare anche noi e dire le nostre cose, perché visto che lei rappresenta la comunità di Monfalcone, rappresentava la comunità di Monfalcone, deve tenere in considerazione i lavoratori del Monfalcone, che è una buona parte che vive quella città, quindi ovviamente ci sono delle cose che non vanno bene, però bisogna dialogare, perché senza dialogo non si va da nessuna parte. Ecco, vediamo se questo appello sarà da parte di Prince Aulader sarà accolto. Nel frattempo qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria Marchiori insieme a Sandro Ponk e grazie anche a Prince Aulader per questo appello. E adesso lasciamo per un attimo la cronaca e diamo il buongiorno e il ben ritrovato a Franco Gariboldi Muschietti, vicepresidente di Farmacie Unite. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora, con lei facciamo un po' il punto di quello che sta succedendo proprio nelle farmacie in queste ultime settimane, da quando è entrato in vigore il nuovo codice della strada. Ne abbiamo parlato anche proprio in seguito ad una comunicazione ufficiale che avete inviato voi di Farmacie Unite su questa sorta di allarme. C'è poca chiarezza e c'è molta preoccupazione. Ci sono dei farmaci, parliamo di ansiolitici, antiepilettici e ancora parliamo di antistaminici, antidepressivi, che potrebbero inficiare il risultato dei test salivari previsti dal nuovo codice della strada, che non guarda più a quelli che sono gli effetti che un farmaco può avere alla guida, ma che guarda alla presenza delle sostanze nel corpo, insomma, di un paziente che, nonostante prenda questi farmaci, non ha conseguenze poi nel momento in cui si mette alla guida, se è rispettata quella che poi anche la prescrizione medica. E chiaramente i pazienti da chi vanno? Vanno da voi farmacisti a chiedere lumi, giusto? Sì, certo, è giusto, ma facciamo una breve premessa. Certo. Diciamo che il legislatore ha fatto bene a inasprire le pene per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, maggiormente fare controlli, questo sicuramente è una cosa buona e giusta, ma però quello che dobbiamo verificare è un elenco di farmaci. Noi abbiamo chiesto direttamente all'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, se è possibile stilare un elenco di farmaci che potrebbero dare dei falsi positivi, nel senso che sono farmaci di uso comune per molte patologie anche piuttosto gravi, che potrebbero dare dei falsi positivi. È un argomento molto difficile da modificare, perché effettivamente normalmente il paziente assume il suo farmaco ed è convinto di essere in regola, quindi non credo sia facile risolvere il problema. D'altra parte è anche vero che sono farmaci di uso comune, a volte non hanno neanche bisogno di prescrizione, per cui come si può dimostrare che l'effetto è del farmaco, non dell'assunzione di sostanze stupefacenti? È molto difficile. Siamo in attesa che l'AIFA stili un codice di molecole che vengono utilizzate regolarmente, e però dopo bisogna anche vedere come si può risolvere il problema. Il paziente cosa può avere? Non so, un certificato fatto dal medico per evitare che ci sia un controllo, oppure la ricetta, adesso le ricette in farmacia sono quasi tutte elettroniche, per cui non c'è un cartaceo, il paziente si fa stampare la ricetta per portarsela presso. Cioè, è una situazione abbastanza complessa
fermo restando che se noi abbiamo già in mano un elenco del farmaco possiamo ai nostri pazienti che vengono in farmacia già dare delle informazioni corrette e fare in modo che uno si tuteli per quello che potrebbe essere il controllo che viene fatto dalle forze dell'ordine. E soprattutto sarebbe messo nero su bianco in una sorta di deroga, chiamiamola così, nero su bianco quelli che sono i farmaci appunto che sono in qualche modo esentati da questi controlli, perché parlavamo con l'ordine dei medici che anche loro sono intervenuti subito dopo di voi chiedendo ragguagli, chiedendo dei chiarimenti, perché dicevano sta un po' alla sensibilità poi del tutore della legge, di chi fa il controllo, capire e eventualmente mettere in deroga, diciamo così, l'automobilista che viene fermato, però chiaramente serve che venga fatta chiarezza proprio mettendo nero su bianco questo elenco a cui lei faceva riferimento, dottore. È corretto, ma in effetti io sono convinto che le forze dell'ordine sapranno valutare in maniera molto precisa quello che può essere l'assunzione di sostanze stupefacenti a tutti gli effetti oppure dovute a un falso positivo, come dicevo prima, perché l'assunzione è del farmaco. Però è evidente che se noi abbiamo un elenco, come abbiamo chiesto, ripeto, all'AIFA, delle molecole che possono interferire, ma potrebbe essere utile per tutti, sia per noi sia per le forze dell'ordine e soprattutto anche per i medici che devono poi specificare e dire al paziente guarda che questo farmaco potrebbe essere darti un falso positivo qualora ci venga fatto un controllo. Quindi diciamo che è un argomento molto difficile da trattare secondo me, perché è la prima volta che abbiamo questo problema in mano, però secondo me è anche un problema che nel prossimo futuro potrebbe essere molto di attualità, perché effettivamente dobbiamo tutelare le persone che prendono i farmaci, ma non dobbiamo tutelare chi guida in stato di ebbrezza o che assume sostanze stupefacenti. È chiaro che l'obiettivo del legislatore è quello di diminuire i casi gravi di incidenti gravi, a volte anche di decessi, di morte, però è anche altrettanto evidente che qualcuno non deve poter fare il furbo nel momento in cui assume sostanze stupefacenti e fa passare per l'assunzione del farmaco. Assolutamente, ha fatto benissimo a fare questa sottolineatura, dottore, però come ha detto lei va fatta una distinzione tra chi assume il farmaco e che migliora le proprie condizioni di salute e chi invece si mette alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, mettendo in rischio la vita degli altri e la propria vita. C'è un rischio, dicevano anche i medici, l'ordine dei medici, un rischio concreto che questi pazienti che magari devono usare l'auto per andare al lavoro, per le loro per necessità, decidono magari di sospendere, in attesa che venga fatta chiarezza, di sospendere l'uso di questi farmaci. E questo sarebbe la cosa peggiore da fare, perché il farmaco è utile per la salute e quindi va assunto in maniera corretta sempre e comunque come ha prescritto il medico. Per questo noi pensiamo e speriamo che l'Agenzia Italiana del Farmaco ci dia a breve questo elenco di molecole con le quali potremmo gestire meglio la situazione, anche perché per esempio l'assunzione di certi oppiacei da parte dei pazienti che vengono fatti ovviamente sotto controllo medico, questo potrebbe essere una cosa positiva, nel senso che risulta un positivo perché ha assunto effettivamente degli oppiacei, ma sono oppiacei determinati dal fatto che questo paziente è sotto cura del medico. Cioè, ripeto, l'argomento è molto vasto e difficile da trattare, però dobbiamo arrivare a tutelare i pazienti che assumono farmaci e devono essere liberi di guidare la loro macchina quando vogliono. Quindi in questo momento avete un via vai di pazienti che arrivano da voi a chiedere lumi, dottore? Sì, in questo momento c'è, diciamo che la richiesta che abbiamo fatto noi ha avuto molto effetto, nel senso che molte persone vengono in farmacia e chiedono posso prendere questo farmaco, non lo posso prendere. Attualmente noi cerchiamo di essere prudenti per dare indicazioni, ma ripeto, se non abbiamo un elenco difficilmente riusciamo a risolvere il problema. Dottore, io la ringrazio davvero tantissimo per aver fatto ulteriore chiarezza e per aver evidenziato appunto l'importanza di mettere nero su bianco l'elenco, ma allo stesso tempo di tutelare insomma chi va sulla strada e quindi punire chi si mette alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Grazie davvero al dottor Franco Gariboldi Muschietti, vicepresidente Farmacie Unite. Buon lavoro dottore, torneremo ad aggiornarci con lei. Grazie davvero. Un buon lavoro anche a voi. Grazie, noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità tra poco.
Rieccoci in diretta con la cronaca. La polizia ha denunciato un 51enne marocchino che stava picchiando il suo cane. L'uomo ha anche insultato e sputato contro gli agenti. Stava picchiando il suo cane tanto da far partire una segnalazione alla questura. Gli uomini delle volanti in zona stazione a Padova hanno notato un uomo, un 51enne di origini marocchine, corrispondente a quello descritto, che picchiava il suo cane con il guinzaglio. I poliziotti sono dunque intervenuti per porre fine alla violenza, ma il 51enne, apparso fin da subito in evidente stato di alterazione da droga o alcol, ha iniziato a inveire contro gli operatori, assumendo atteggiamenti ostili e molesti, sputando nei loro confronti e pronunciando frasi offensive. L'uomo, portato in questura, ha continuato a inveire e sputare contro gli agenti. Al termine degli accertamenti svolti, il 51enne è stato denunciato in stato di libertà per i reati di maltrattamento di animali, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Dal riscontro effettuato sul microchip impiantato nel cane, oggetto dei maltrattamenti, è risultato che era di proprietà di una 25enne residente a Mestrino, che è stata contattata per l'affidamento dell'animale. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha inoltre attivato l'ufficio immigrazione per avviare immediatamente il procedimento di revoca del permesso di soggiorno al 51enne. E adesso l'ennesimo episodio di furti nella Marca. I ladri sono entrati nella villa degli imprenditori della ristorazione Zava, mentre i proprietari, padre e figlia, erano all'interno. La via in cui abitano, via Molinara, presa di mira praticamente ogni anno. Io pensavo non che erano in casa, ma che stessero guardando come fare per poter entrare in casa. E invece i ladri erano già dentro casa sua, al piano di sopra, che avevano raggiunto usando una scala presa dalla rimessa. I due uomini a cui la donna aveva intimato di andarsene erano i pali. Ho preso e ho urlato dalla finestra e visto questi che sono scappati verso Godega. Quindi io istintivamente ho chiamato il mio vicino di casa che chiamasse i carabinieri e io gli ho corso dietro in macchina, ma logicamente loro erano già spariti. Entrati dall'unica finestra con gli scuri aperti, il vetro spaccato, mentre i cani continuavano ad abbaiare. Sono le 18:30, alle 21 Caterina vede i vetri per terra quando sale al primo piano, armadi aperti, e capisce. I ladri hanno portato via degli ori. Caterina Zava era con il papà in casa, noto imprenditore della ristorazione. 4 anni fa la perdita della madre e moglie dell'uomo. Nelle parole della donna l'esasperazione, ma anche la grande forza di guardare oltre. Eravamo tutti e due in casa, sì. La sensazione è che non me ne fotte niente di cosa possono fare alla mia casa. È la salute, il stare bene, non ci hanno fatto del male. Sentiamo tantissime cose in giro che derubano, violentano, ammazzano per 2 ori. Possono portarmi via tutto. Villa Zava è solo l'ultimo obiettivo in ordine di tempo. In via Molinari a Godega ci sono ville prese di mira anche 5 volte. I ladri sono entrati da qui, scavalcando il cancello e oltrepassando il filo spinato. L'importante è che non ci facciano del male. Io dico, cerchiamo di stare attenti alle persone che stanno entrando, alle persone che vengono anche a lavorare nei nostri campi, perché fatalità si nascondono nei campi. Poco prima la stessa banda avrebbe cercato di entrare in un'abitazione sulla Pontebana accanto al negozio di frutta e verdura. Colpi sono stati denunciati anche a San Fiore, nella frazione di Castello Ruganzuolo, poco distante. Non ho mai avuto paura, mai. E non ho paura adesso perché loro non me ne faranno. La paura è altro. Davanti alla morte di una madre 4 anni fa, i soldi non valgono nulla, sono pari a 0. Scopre i ladri e pubblica le immagini delle telecamere di videosorveglianza per chiedere una taglia. Facebook oscura il post perché incentiva alla violenza. Ringrazio questi signori per il furto con scasso nel mio capannone in zona industriale. Offro 500 euro per nome e cognome del capobanda che ho immortalato. È un imprenditore del settore della carpenteria metallica con sede a Lori a lanciare questo messaggio sui social network, dopo che le telecamere di videosorveglianza dell'azienda hanno immortalato i ladri che impunemente scavalcano la recinzione e si introducono all'interno del capannone. Uno di loro ha il volto scoperto, una denuncia che ha scatenato l'indignazione sui social
social in un territorio come quello della Pedemontana senza pace. 186 condivisioni in poche ore dalla pubblicazione del post. Un utente addirittura commenta: sono gli stessi che sono venuti anche nel mio capannone. I filmati sono stati consegnati ai carabinieri di Riese Pio X nella speranza che i militari riescano a chiudere il cerchio sulla banda. I ladri hanno agito in pieno giorno, portando via utensili da lavoro per un valore di circa 150 euro e danneggiando una porta, danno stimato per altri 300 euro. Ironia della sorte, la vittima del furto si è vista rimuovere il post da Facebook in quanto contenente un linguaggio incitante alla violenza e informazioni lesive della privacy. Entra in un negozio del centro di Bassano e rivela di aver appena ucciso la moglie, ma era solo uno scherzo di cattivo gusto. È stato denunciato dai carabinieri. Va in un negozio e racconta di aver appena ucciso la moglie. La commessa si spaventa e chiama i carabinieri che accorrono sul posto. Poi si scopre che era solo uno scherzo di pessimo gusto. Ma per un uomo di Bassano del Grappa è scattata una denuncia a piede libero per procurato allarme. La vicenda è andata in scena qualche giorno fa in un negozio del centro storico dove un cliente si è presentato alla commessa raccontando di avere quasi perso la voce in un furioso litigio con la compagna. Litigio finito con l'uccisione della moglie. La dipendente del negozio si è spaventata moltissimo e ha subito chiamato il 112, quindi una pattuglia della radiomobile bassanese è accorsa sul posto, trovando l'uomo ancora nell'esercizio commerciale. Il 43enne è stato preso in consegna e ha subito chiarito che si trattava di uno scherzo. L'avrebbe detto anche alla commessa, concludendo la sua confidenza con la frase «sto scherzando», che però non ha convinto affatto la donna. In ogni caso, i militari hanno dato il via alle verifiche del caso assieme al personale della sezione operativa, scoprendo che le dichiarazioni erano del tutto false. Insomma, solo un brutto scherzo, peccato che sul tema della violenza delle donne non ci sia niente da ridere. Ris, aggressioni, furti, rapine, manca la percezione della sicurezza tra i cittadini, ma soprattutto manca organico tra le forze dell'ordine. Casagrande del SAP dice ci serve personale da mettere in strada. I numeri parlano chiaro, manca personale fra le forze dell'ordine, servono più auto sulle strade, la percezione della sicurezza fra i cittadini è diminuita. Furti, risse, aggressioni e rapine stanno mettendo a dura prova la popolazione, esasperata soprattutto dalle continue incursioni nelle case. La denuncia del SAP, mancano i numeri, c'è bisogno di più uomini sulle strade. A oggi un poliziotto, per la carenza di personale che abbiamo, perché le risorse dello Stato sono quelle che sono, le assunzioni, le ripeto, le facciamo, ogni 6 mesi c'è un corso, ex militari che fanno 3 anni di servizio poi entrano in polizia, fanno un corso di 6 mesi, 4 li faranno a destinazione per essere poi assunti, e quindi facciamo, però i numeri mancano. Oggi un poliziotto fa 3 cose contemporaneamente. Una trentina di persone andranno in pensione alla fine di quest'anno. Solo questo mese 2 poliziotti hanno lasciato il corpo per raggiunto limite di età, una carenza dell'organico che si fa sempre più sentire. Il commissario di Cornigliano, che è nato per ampliare, parlo per la polizia, ma comunque le forze dell'ordine sono ovunque, come i carabinieri hanno le loro postazioni, riduce il personale e garantire sempre una volante sul territorio diventa impegnativo. Un incremento di personale a dicembre c'è stato, ma non basta. Fatto, spiega Paolo Casagrande, segretario provinciale del SAP. In 15 anni abbiamo perso 50 persone, abbiamo perso 5 volanti sul territorio, 15 anni saranno tanti, 15 anni fa forse si stava meglio, c'era meno insicurezza forse, adesso ce n'è di più, sono nate le problematiche degli adolescenti, i furti non sono calati, calano poco forse, però la gente deve venire a segnalarceli, le attività noi le facciamo, le indagini hanno i loro tempi. Una situazione che riguarda tutte le forze dell'ordine, dalla Polizia di Stato alla locale, ai Carabinieri, fino ai Vigili del Fuoco. Ovvio che chi tutela la legge è l'amministrazione pubblica, lo Stato. Lo Stato deve fare quel step in più per dire in tutta Italia io devo mandare a ogni provincia 100-200 persone in più. Devo assumere 10-20.000 persone. A Treviso ci sono quadranti della città che vanno monitorati maggiormente rispetto ad altri. Se poi verranno decise le zone rosse, servirà a potenziare l'organico delle forze dell'ordine. Diversamente sarà difficile attuare un piano come questo. Ancora violenza sulle donne, è accaduto a San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova, dove una 38enne è stata sequestrata e picchiata dal suo ex fidanzato, che è stato poi arrestato dai carabinieri. Ci racconta tutto in diretta Valentina Visentin. Buongiorno Valentina.
Sì, buongiorno, l'ha attirata in questo agriturismo da dove alloggiava da qualche giorno, poi l'ha sequestrata legandole polsi e caviglie con delle cavigliere da palestra, prima l'ha minacciata di morte e l'ha percossa più volte, un incubo per una 38enne di Vigonza che fortunatamente è riuscita a salvarsi, grazie anche al fatto che l'uomo si era allontanato per qualche minuto e lei è riuscita ad uscire e a contattare sia i gestori dell'agriturismo ma anche altri clienti che l'hanno subito accolta e protetta e hanno allertato i carabinieri. Quando il 39enne ha fatto rientro nell'alloggio che aveva regolarmente affittato ad inizio gennaio, a trovarlo c'erano proprio i militari che lo hanno immediatamente arrestato. La 38enne invece è stata portata in ospedale a Cittadella per curare le percosse che aveva subito. Ricostruiamo quanto è accaduto nel nostro servizio. Purtroppo si tratta dell'ennesimo episodio di violenza ai danni di una donna. Questa volta si è riuscita a risolvere nel migliore dei modi grazie all'intervento dei carabinieri che hanno arrestato il 39enne. Ricostruiamo quanto è accaduto nel nostro servizio e la linea può tornare allo studio. Non si rassegnava alla fine della storia e così ha sequestrato, picchiato e minacciato di morte la sua ex fidanzata. Fortunatamente la donna, una 38enne di Vigonza, approfittando della momentanea assenza del suo aguzzino, è riuscita a liberarsi e a lanciare l'allarme. L'ennesimo episodio di violenza di genere è avvenuto a San Giorgio in Bosco in un mini appartamento di un agriturismo nelle campagne. In manette un 39enne di Piave di Sacco, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per atti persecutori, rapina e lesioni personali aggravate a danno dell'ex fidanzata. La donna è stata tirata con una scusa nell'agriturismo dell'Alta Padovana, dove il 39enne alloggiava da una quindicina di giorni. L'uomo l'ha minacciata con un coltello da cucina, legata ai polsi e piedi con una cavigliera da palestra e poi si è allontanato chiudendo la chiave in una stanza e portandole via il cellulare. La vittima però è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto allertando i clienti dell'agriturismo che hanno chiamato i carabinieri. La 38enne è stata anche picchiata dall'uomo. I carabinieri, quando l'hanno trovata tremante sotto shock, hanno notato i segni delle percosse. La 38enne è stata portata in ospedale a Cittadella mentre i militari hanno atteso il rientro del 39enne e lo hanno arrestato. Ci fermiamo ancora, pochi minuti di pubblicità e poi torniamo in diretta con tante notizie tra poco. Rieccoci in diretta, do il buongiorno e buon inizio settimana anche al senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Senatore, attesa nel pomeriggio la sentenza della Cassazione, c'era stato già un parere favorevole della Cassazione, oggi pomeriggio la consulta, chiedo scusa, sul referendum abrogativo della legge Calderoli sull'autonomia. Chiaramente è un momento d'attesa, insomma, da parte vostra ci si augura che questo referendum abbia il via libera e mettere uno stop a questa legge sull'autonomia che non vi piace e l'abbiamo spiegato più volte. Cosa succederebbe se arrivasse un sì da parte della consulta? Beh, innanzitutto vorrei dire che è un po' complicato e forse anche sbagliato in questo momento fare previsioni. E la seconda cosa è che qualunque sarà la sentenza della Corte ovviamente andrà rispettata. È chiaro che c'è un percorso, già la Corte Costituzionale ha di fatto smontato e svuotato questa autonomia ritenendola per larga parte incostituzionale e poi la Cassazione ha ribadito che il referendum poteva tenersi perché rimane in piedi l'abrogazione totale. Esatto. Della legge. Oggi vedremo, io credo che saremo di fronte ad una decisione che comunque dirà che la legge sull'autonomia di Calderoli della Lega è una legge che non sta in piedi, sia nel caso in cui si dovesse fare il referendum per abrogare totalmente ciò che rimane, sia nel caso in cui la Corte Costituzionale dicesse è talmente stata svuotata che non serve nemmeno fare il referendum. In ogni caso, se il referendum non ci sarà, sarà necessario lavorare al massimo della partecipazione. I referendum sono uno strumento di partecipazione democratica. Chi consiglia alle persone di non andare a votare o di andare al mare come si è fatto nel passato non ha mai avuto buona fortuna.
È meglio sempre affrontare le questioni per come devono essere affrontate e poi dare ai cittadini il giudizio che ritengono più opportuno. Nel caso non ci sia questo strumento, quello del referendum, siete comunque intenzionati ad andare avanti per fare in modo che questa legge venga perlomeno rivista? Beh, se non ci sarà il referendum, è ovvio che questa legge così non può andare avanti, perché in 7 punti fondamentali è stata davvero profondamente modificata, svuotata, come dicevo prima, e ritenuta incostituzionale. Quindi chi dice ma esiste già una previsione dell'autonomia nella Costituzione, non serve fare una legge, mi deve spiegare allora perché hanno proposto di fare una legge e perché l'hanno fatta così male. E quindi non credo che questo percorso potrà andare avanti come se nulla fosse. Bisognerebbe piuttosto archiviare questa brutta pagina e aprirne un'altra, quella di un regionalismo davvero efficiente, davvero in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini, davvero in grado di costruire un'autonomia anche nella nostra regione a favore delle imprese e dei cittadini, che possa essere davvero utile ed efficace, e non questa specie di accrocchio che si è fatto, che così com'è rischia di scontentare tutti. Veniamo a un altro tema molto caldo qui in Veneto, ed è quello del terzo mandato. Terzo mandato che insomma chiaramente ora si discute in vista delle elezioni regionali, ma terzo mandato anche per quanto riguarda i sindaci dei comuni sopra i 15.000 abitanti. Tra l'altro il nostro sondaggio di questa sera verte proprio su questo, dopo le parole del sindaco di Milano Beppe Sala, che aveva definito il tetto antistorico attaccando la segretaria del PD Elly Schlein. A questo aggiungo anche le dichiarazioni del suo collega Lorenzo Guerini, che aveva detto: il terzo mandato è un tema aperto, ha tante opinioni, forse una riflessione su questo tema va fatta, il limite è stato pensato per impedire che le cariche monocratiche si protraessero per molto tempo e ci potesse essere poco ricambio, poi è stato man mano tolto. La sua opinione qual è? Ma la mia opinione l'ho detta in tante circostanze. Il terzo mandato per chi ha una carica elettiva, è un mandato popolare e svolge un ruolo esecutivo, è eccessivo, perché 10 anni sono più che sufficienti per dispiegare la propria azione di governo e per impedire anche forme di concentrazione di potere che non farebbero bene alla democrazia. Sfido chiunque a dimostrarmi che non è così, perché chiunque di noi ha avuto un'esperienza amministrativa o di governo sa qual è il livello di concentrazione che ci può essere rispetto ad alcune decisioni in una persona o in una parte politica. E quindi questo secondo me è un dibattito superato. Non so perché ancora lo si voglia tenere in vita in Veneto, perché il Parlamento in 3 occasioni ha detto di no al terzo mandato per i governatori e per anche i sindaci. Nessuna forza politica si è espressa a favore, tranne la Lega. Il governo ha addirittura impugnato la legge della Campania, che prevedeva di fare un ulteriore mandato al governatore di quella regione. Mi pare del tutto improponibile che dopo aver detto di no, o meglio impugnato una legge come quella della Campania, adesso modifichi quella che esiste già e che prevede 2 mandati. Pertanto mi pare che sia un dibattito che soprattutto Zaia voglia tenere in vita, ma ormai è archiviato. Il terzo mandato non ci sarà, le elezioni europee, le elezioni regionali saranno in autunno e i cittadini si confronteranno tra le varie proposte. In quanto alle dichiarazioni di Sala, mi hanno un po' sorpreso, le ritengo anche un po' eccessive, e non c'è nulla di antistorico, c'è una posizione politica che io ho detto in più di un'occasione, che anche nel gruppo del Partito Democratico, nel Partito Democratico è stata analizzata e sta, come ho detto prima, si è deciso di portare il terzo mandato fino ai sindaci con 15.000 abitanti, ma per i sindaci delle grandi città in modo particolare è una scelta che noi non condividiamo e ne abbiamo spiegato le ragioni, ma non c'entra De Luca o Zaia o Sala o Bonaccini prima, c'entra proprio un principio democratico. L'alternanza è decisiva e guai a quella comunità che non riesce a darsi un ricambio, vuol dire che qualcosa non funziona e quindi
bisogna lavorare anche per dare ossigeno alla democrazia. Quindi il tema terzo mandato non è divisivo per il PD, cioè non ci sono, ha nominato De Luca, io ho menzionato Guerini, lo stesso sì, ma Guerini ha Beppe partecipato Sala. alle discussioni che abbiamo fatto all'interno dei gruppi parlamentari e il Partito Democratico ha votato no, poi rimane sicuramente una sua opinione personale, ma cioè il diciamo, PD è unito su questo, PD su questo è unito tema. e ha già votato, poi da parte di alcuni sindaci sono venute quelle maggiori opzioni che ho detto, maggiore attenzione rispetto al terzo mandato, ma la nostra posizione è chiara, ma ripeto, non è una questione che voglia impedire a questo o quel sindaco di proseguire per sempre la sua esperienza, ma una distinzione che ci deve essere tra chi ha una carica esecutiva e detiene un grande potere nelle proprie mani e chi non l'ha, e questo è decisivo per la democrazia. Ha menzionato chiaramente le elezioni regionali che dovrebbero svolgersi in autunno e il centrosinistra è già al lavoro, è stato riunito tutta la coalizione di centrosinistra per lavorare ad una vera alternativa, avete detto. Ma è da mesi che lavoriamo per mettere insieme non solo un'alleanza di forze politiche e anche di forze civiche, ma anche per darci la nostra visione del Veneto, dalla quale far scaturire il nostro programma, perché vogliamo essere un'alternativa credibile a questo centrodestra che peraltro finisce male la propria esperienza, lo finisce con divisioni, con litigi, con strappi tra le forze politiche del centrodestra e nemmeno con un bilancio positivo se pensiamo ai problemi legati alla sanità, al lavoro, alle crisi industriali o alla voragine della pedemontana. Per cui questo è il momento per il Partito Democratico e le altre forze di centrosinistra di presentarsi come una forza alternativa e così abbiamo fatto. Le elezioni dovrebbero essere in ottobre, poi con questa maggioranza ci si può aspettare di tutto, però le elezioni dovrebbero essere in ottobre perché la scadenza prevista dall'attuale legge è quella. Non credo che le possano spostare perché ci sono le Olimpiadi, che sono un grandissimo evento di Milano-Cortina, ma perché ci sono le Olimpiadi non ci sono motivazioni giuridiche per spostarle, era una cosa offensiva, credo, anche nei confronti della nostra legge, quella detta da Salvini, e quindi noi siamo pronti per gli altri litigano, ma noi stiamo cercando di mettere insieme una visione del Veneto e ci confronteremo con i cittadini, faremo anche un momento pubblico. In primavera, le primarie delle idee, giusto? Esatto, delle primarie delle idee, un modo per mobilitare, per far partecipare, per dire ai cittadini quali sono le priorità che dovranno essere affrontate in Veneto. Se queste sono le priorità, immagino la sanità in primo luogo, quali sono le azioni da mettere in campo? Ecco, mentre gli altri litigano e dicono che tutto va bene, ma non è vero, noi cercheremo di fare questo tipo di lavoro. Cioè, quando si parla di un programma condiviso con i cittadini, voi volete proprio concretizzare questo modo di dire, portando i cittadini in qualche modo a scrivere insieme a voi quello che saranno i punti principali della vostra campagna elettorale. Noi abbiamo detto facciamo il programma alla luce del sole nelle piazze e non nel chiuso delle stanze romane dove si fanno le trattative, magari di poco ci si occupa di programmi. È chiaro che noi stiamo facendo il nostro programma, non è che un programma si può costruire con un evento pubblico, e stiamo individuando le linee principali, ma penso ad un questionario in cui ai cittadini chiediamo di darci delle priorità. La sicurezza riguarda sempre di più le città del nostro Veneto ed è su questo un fallimento dell'attuale governo, perché aveva detto che avrebbe reso i cittadini più sicuri. La sanità, i giovani che devono andare a cercare futuro altrove perché molto spesso qui in Veneto non riescono a trovarlo, anche se magari hanno avuto dei percorsi di studio straordinari. E ancora la sostenibilità ambientale. Cosa si sta facendo nella nostra regione per programmare diciamo, gli interventi contro la crisi climatica? E ancora il lavoro. Quante ore di cassa integrazione ci sono in questo periodo? Insomma, anche nel Veneto, la nostra è una terra straordinaria,
da ogni punto di vista, però in questo momento bisogna avere un'altra visione, dare speranze e anche rispondere alle molte preoccupazioni che ci sono. Ci saranno anche le primarie per scegliere il candidato presidente? Ma quelle non le escludiamo, nel senso che quello che stiamo facendo adesso è la definizione appunto di una visione comune e poi dovremo scegliere evidentemente il candidato o la candidata alla presidenza. L'idea che ci siamo fatti è di trovare all'interno delle forze della coalizione, anche con vari momenti di confronto, una scelta che possa essere condivisa. Qualora avessimo bisogno di qualcosa di più, allora non escludiamo che si possono fare le primarie. Le primarie sono già previste nei nostri statuti e possono essere un momento che favorisce una decisione ancora più partecipata. Lo vedremo nelle prossime settimane, sono un'opzione ma non abbiamo ancora definitivamente deciso se poter usare o no questo strumento. Un nome voi come PD lo avete già sul tavolo da proporre? Ma ci sono più nomi, ci sono più personalità, più esperienze che possono dare una mano, però ci siamo detti con tutte le altre forze politiche sceglieremo insieme, con spirito di collaborazione, con pari dignità. Ci siamo detti che in questi giorni ognuno dirà le proprie opinioni, faremo un identikit, inizieremo a pensare alle figure più rilevanti nel territorio e anche a capire quali esperienze possono farsi avanti e poi a quel punto insieme sceglieremo, non sarà una decisione del PD, io interpreto il PD come il partito che cerca di unire al meglio, che cerca di tenere insieme le forze e che non lega, diciamo, il proprio destino a quello di un nome oppure a un nome che viene prima di tutti. Questa non è una corsa ai nomi, è una scelta per individuare la figura migliore e per vincere le prossime elezioni e per stare in campo con una proposta seria che sappia parlare ai veneti. Lei tra i primi punti che ha messo in quella sorta di questionario da proporre nelle primarie delle idee ha messo la sicurezza ed è un tema di cui noi ci occupiamo ogni giorno in tutte le edizioni dei nostri telegiornali in modo trasversale, da Treviso a Venezia a Padova. Ci sono le baby gang, episodi davvero che fanno paura perché riguardano giovanissimi che delinquono, tornano a delinquere. Ultimo l'abbiamo appena dato a Treviso, una rapina tra minori. Ci sono le rapine nei negozi, insomma sembrano che ci siano delle bande organizzate che proprio prendono di mira dalle tabaccherie ai market e ci sono poi i furti in casa che sono altrettanto condannabili perché si va a privare si va a toccare un bene privato come le abitazioni. Dall'altra parte le forze di polizia, abbiamo fatto un servizio prima con l'allarme del SAP che chiede più forze, non ce la facciamo, dicono. Questo è oggettivamente il problema. Vedo che voi ve ne occupate spesso e molto bene, dando proprio uno spaccato di quello che succede nel nostro Veneto, in tante città, ma anche nelle aree più interne, anche nei comuni più piccoli, dove soprattutto il furto nelle abitazioni sta diventando una costante odiosa. Allora, io credo che la sicurezza sia fatta di capacità di controllare il territorio, di presidiarlo e di reprimere i fenomeni legati alla criminalità. Poi è fatto, e penso soprattutto al fenomeno delle baby gang, di prevenzione, di politiche sociali, di capacità di fare integrazione. E non si risolve tutto con un intervento repressivo. È fondamentale, è necessario precedere gli interventi repressivi con politiche efficaci dal punto di vista sociale, dell'integrazione e di regolazione dell'immigrazione. Però il punto fondamentale è uno. Questa maggioranza di centrodestra aveva detto che avrebbe aumentato la presenza delle forze dell'ordine, aveva fatto della sicurezza la propria priorità. Ora, voi ne parlate, tanti altri, anche a livello nazionale, ne parlano meno, eppure il tema esiste e le forze dell'ordine sono, diciamo, pur facendo un lavoro straordinario, non hanno gli organici sufficienti per affrontare tutte le questioni che abbiamo di fronte. Io conosco bene la situazione di Mestre, abbiamo parlato delle altre città
e la criminalità continua ad essere piuttosto diffusa e la percezione che ne hanno i cittadini di insicurezza e di paura, e così non si va avanti, e quindi ci vuole un intervento straordinario, molto più forte ed incisivo di quello che si è fatto fino a qui. I cittadini, quando noi andiamo a intervistarli, ci dicono che servono pene severe che possono fungere anche da deterrente, perché se uno sa che viene condannato e se ne sta in galera e non è fuori il giorno dopo, magari ci pensa 2 volte. Sì, penso che ci voglia la certezza della pena, e cioè commetti un reato, devi scontare una pena per quel reato, e qui entriamo in un campo ulteriore che è quello del funzionamento della nostra giustizia e della necessità quindi che determinati reati abbiano delle conseguenze ben precise e che poi ci possa essere anche, come dire, la possibilità di una rieducazione di chi ha commesso dei reati per evitare che poi li commetta di nuovo. Però forse non è solamente l'aumento delle pene il modo perché non vedo tanti criminali che decidono di non essere più criminali se le pene aumentano. Sì, ci sarà anche questo, però per esempio questo governo ha scelto di aumentare il numero di reati, delle pene, penso al decreto Caivano o adesso sul decreto sicurezza, ma non è che si veda una diminuzione di reati, anzi. Quindi ai cittadini giustamente bisogna rispondere dicendo chi commette un reato paga, e questo è fondamentale, ma non è che aumentando ulteriormente il numero dei reati i reati finiscono, anzi riempi le carceri molto spesso in condizioni disumane, ma non migliora la sicurezza dei cittadini. Oggi è il giorno dell'insediamento di Donald Trump, che tra le priorità che aveva messo nel suo programma elettorale c'era quello dei dazi nei confronti dei prodotti europei. Le leggo, e lo vado a cercare subito, un comunicato di Confartigianato Treviso. Era già emerso una sorta di allarme sabato con Confartigianato Nazionale che lanciava il pericolo. Ebbene, c'è preoccupazione per l'export del Made in Treviso, che vale 1,308 milioni, quindi ha un peso importante, e c'è il timore che i dazi americani possano influire sull'economia del Veneto, che ha un importante colloquio economico con gli Stati Uniti. C'è la Presidente Meloni oggi negli Stati Uniti all'insediamento, e ci si aspetta che ci sia insomma in qualche modo un accordo, perché la nostra economia veneta, trevigiana, abbiamo dato i dati ma non solo, può subire un impatto negativo in un momento già di difficoltà per la nostra economia. Sì, perché già la nostra economia è in difficoltà a causa della contrazione del mercato tedesco. E già la produzione industriale da molto tempo diminuisce e l'export ha avuto un calo. Se poi ci mettiamo anche la guerra commerciale di Trump e i dazi, questo rischia di essere un bel problema per le nostre aziende. Quindi mi auguro che così non sia, mi auguro che si possa lavorare per evitare una politica di questo genere che rischierebbe davvero, penso alle nostre aziende medie e piccole, di dare un colpo molto, molto, molto pesante. La presidenza Trump si apre con delle incognite, vedremo quale sarà la sua azione nei prossimi tempi. Si apre con l'incognita del ruolo che avranno gli Stati Uniti nel mondo, se prevarrà una politica isolazionista, come Trump qualche volta ha detto, o se continuerà quella missione che hanno sempre avuto negli Stati Uniti. C'è tutto il tema legato alle nuove tecnologie che possono avere un'influenza molto importante nell'assetto delle democrazie, e poi c'è questa questione molto importante dei dazi e della guerra commerciale. Mi auguro davvero che la Presidente Meloni, che è l'unica esponente che è stata invitata europea ed è lì oggi a Washington, sappia far valere gli interessi italiani. Ecco. Prima gli italiani, prima i veneti, prima di altri, ecco, forse è bene ricordarcelo. Può essere indicativo questo della presenza della Presidente Meloni come unico rappresentante? Purtroppo secondo me non è neanche tanto un bel segnale da un certo punto di vista, perché è chiaro che Trump cerca di avere un rapporto non con l'Europa in quanto Unione Europea, ma con i singoli Stati.
e gli altri stati d'Europa vivono anche dei momenti di difficoltà, penso alla Francia e alla Germania, ma hanno anche una guida politica diversa. Trump sembra aver scelto la Meloni come referente, lo si è visto anche recentemente rispetto ai rapporti con Elon Musk. Però mi auguro, lo ribadisco, che la Meloni svolga il suo ruolo, che è quello di essere la Presidente del Consiglio italiano, cioè Presidente del Consiglio dello Stato italiano, cioè di essere colei che difende in chiave anche europea, ma in chiave nazionale, quelli che sono i nostri interessi, quelli dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Vedremo se sarà così, questo è un tema molto importante che riguarderà i prossimi tempi. Le nostre imprese vanno accompagnate in questo momento delicato, le imprese del nostro territorio che sappiamo essere di piccole, medie dimensioni, anche alla ricerca eventualmente di nuovi mercati, perché questo un po' che gli artigiani dicono, dovremmo guardarci, ma vanno accompagnate anche con politiche mirate. Io lo sostengo da tempo, perché penso che la manifattura, la struttura produttiva della nostra regione sia proprio la spina dorsale e abbia dato un contributo fondamentale alla propria economia, alla nostra economia. Adesso c'è bisogno di accompagnare le imprese e di renderle più competitive nei mercati internazionali. Ci vorrebbe una regia a livello nazionale e a livello regionale che non vedo, mentre le aziende cercano di fare al meglio il proprio, ma non c'è un accompagnamento, nemmeno nell'ambito delle politiche di transizione ecologica o nemmeno in quelle di transizione digitale. Pensiamo semplicemente che il governo ha tagliato il fondo per le automotive, che riguarda anche molte imprese che operano in Veneto nel settore della componentistica, e che stanno subendo un danno da questo punto di vista. Allora, se oltre a togliere strumenti a disposizione sia legislativi che economici non c'è una politica di accompagnamento dei mercati internazionali, credo che le difficoltà aumenteranno. Quando dico in Veneto va aperta una nuova fase di sviluppo, penso proprio a questo, ad un'alleanza tra le forze produttive e le istituzioni che possa fare ulteriormente grande la nostra regione. Le nostre imprese lo sono, la regione è invece chi dovrebbe svolgere questo ruolo da molto tempo non lo sta facendo. Senatore, grazie davvero, grazie al senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Tantissimi punti che abbiamo toccato, sono punti centralissimi per la nostra realtà, per i cittadini, e vedremo insomma quello che succederà nei prossimi giorni. Grazie davvero, torneremo presto ad aggiornarci con il senatore Andrea Martella. Grazie davvero, e noi continuiamo e parliamo di un altro tema. C'è una sentenza che è attesa per il prossimo 28 gennaio, ne parliamo insieme a Samuele Natali, del direttivo dell'associazione AIOP Veneto, che è l'associazione che rappresenta l'ospedalità privata accreditata in Veneto. Buongiorno dottor Natali, grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie dell'invito. Allora, innanzitutto, prima di dare alcuni dati, le chiedo di questa cosa qui. Spesso si fa confusione tra privato puro e privato accreditato, e recentemente avete anche lanciato una campagna, il titolo è Siamo dalla stessa parte. Riusciamo a spiegare ai nostri telespettatori qual è la differenza? Sì, assolutamente. Allora, noi abbiamo lanciato appunto questa campagna, Siamo dalla stessa parte, per spiegare, per raccontare ai cittadini che le strutture private accreditate fanno parte a pieno titolo del Servizio Sanitario Nazionale. Il privato accreditato in Veneto offre ai cittadini pronto soccorsi, reti oncologiche, centri di riferimento regionale per la chirurgia robotica, ma anche ambulatori, poliambulatori di alta complessità, e chi accede a una struttura privata accreditata lo fa con lo stesso ticket o la stessa esenzione che vale per una struttura pubblica, perché siamo entrambi all'interno dello stesso Servizio Sanitario Nazionale, a differenza magari del privato puro, che significa tutte quelle strutture che erogano prestazioni solamente a livello privatistico. Infatti spesso si pensa che il privato accreditato sia una realtà separata, ma in realtà ha le stesse regole, soprattutto gli stessi controlli e gli standard di qualità del pubblico, con l'unica differenza della forma giuridica. Però al cittadino poi la forma giuridica della struttura che cura i suoi interessi di salute interessa poco.
Do qualche numero: 24 istituzioni associate, 3.090 posti letto, di cui 2.874 accreditati con il sistema sanitario, 7.000 unità di personale. In Veneto le strutture ospedaliere private convenzionate rappresentano circa il 16,5% dei posti letto complessivi. Ho parlato di una sentenza del TAR, riassumo, c'è una revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del decreto che sospendeva il nuovo tariffario nazionale del sistema sanitario nazionale. Se il TAR confermerà il decreto tariffe, come spera il Ministero della Salute, le strutture del privato accreditato potrebbero ritrovarsi a lavorare in perdita e in alcuni casi a chiudere. Di che tariffario parliamo, dottor Natali? Iniziamo subito da qui. Allora, parliamo del tariffario nazionale su tutte le prestazioni ambulatoriali, quindi diciamo quanto viene remunerata ogni singola prestazione che si eroga ai nostri cittadini, sia che sia erogata dal pubblico o dal privato accreditato. Dopo più di 10 anni di mantenimento dello stesso tariffario, è stato proposto ed è stato avallato un tariffario che è un tariffario fortemente a ribasso, dove ci sono tagli addirittura del 30-40%, nonostante in questi 10 anni c'è stato anche un incremento del costo della vita, dei prezzi. Se vuole le faccio un esempio pratico. Per esempio una visita specialistica in Regione Veneto viene rimborsata 20,50 €. Ora pensi cosa significa erogare una prestazione, una visita magari di una specialità complessa come la gastroenterologia o l'oncologia, che impiega dai 30 ai 45 minuti minimo e con una remunerazione di poco più di 20 €. È evidente che questa cifra è totalmente insufficiente perché non considera il costo del medico specialista, in primis con anni di formazione, esperienza, ma nemmeno quello che è il personale necessario di supporto, infermieri, tecnici, ma anche gli amministrativi che gestiscono l'accettazione e la documentazione del paziente. E poi non si tengono neanche in considerazione i costi della struttura. L'elettricità in questo triennio è aumentato tantissimo, il costo dell'energia elettrica, o anche le attrezzature mediche e i software per gestire le pratiche. Quindi se facciamo un parallelo con la vita di tutti i giorni, ipotizziamo magari un intervento domestico, la riparazione di un lavandino. Se vediamo il costo che una famiglia deve sostenere orario per una riparazione di un lavandino, capiamo come un tariffario che remunera una prestazione di un medico 20 € è qualcosa che svilisce il valore stesso della prestazione sanitaria da una parte, e dall'altra secondo me rende insostenibile per tante strutture private accreditate poter continuare a erogare questo tipo di prestazioni in convenzione. Cosa succederà nel momento in cui il TAR dovesse in qualche modo dare quella sentenza che auspica il Ministero della Salute? Tra gli operatori proprio del sistema della sanità privata accreditata c'è preoccupazione, proprio per tutti questi motivi che lei in questo momento, per questo quadro che lei ha delineato. E allora il rischio che alcune aziende, alcune imprese della sanità, del privato accreditato vadano in difficoltà è concreto e forte. Ci sono delle strutture che lavorano quasi esclusivamente in regime di accreditamento col Servizio Sanitario Nazionale, e se le tariffe non copriranno più i costi di erogazione si troveranno necessariamente a dover ridurre l'attività o addirittura chiudere, e questo può avere due effetti negativi: sicuramente un minor accesso alle cure per i cittadini, ma soprattutto con il rischio che molte prestazioni non siano magari più disponibili vicino a casa, soprattutto in aree della nostra regione più lontane dai centri abitati. Dall'altra parte un'evidente pressione sul sistema pubblico, perché se alcune strutture saranno nell'impossibilità di erogare alcun tipo di prestazione, immagino sulla diagnostica strumentale che vede degli abbattimenti importantissimi, il pubblico dovrà assorbire una domanda che già oggi fa fatica a gestire e che genera poi il problema delle liste d'attesa, eccetera. Quindi se non si dovesse rivedere la posizione, sicuramente i privati accreditati dovranno fare delle scelte strategiche anche alternative,
ma ogni scelta che si può fare difficilmente non avrà un impatto negativo sui pazienti. C'è il rischio anche di una ricaduta occupazionale, immagino. E dall'altra parte c'è il rischio anche di una ricaduta occupazionale, perché se una struttura privata accreditata cambia il case mix delle prestazioni offerte, quindi magari non riesce più a gestire un certo volume di prestazioni in nome per conto del Servizio Sanitario Nazionale, è evidente che diminuirà i suoi volumi totali e quindi avrà sicuramente un problema di esubero di personale. Oltre alle visite specialistiche, quali altre prestazioni potrebbero essere colpite in modo particolare dai tagli? Ma sicuramente c'è il tema della diagnostica. Le faccio un altro esempio, che è l'ecografia addominale completa, l'ecoaddome, che viene attualmente rimborsata dal nomenclatore di Regione Veneto 111 euro. Col nuovo nomenclatore nazionale questa prestazione verrebbe remunerata poco più di 61 euro. Il taglio è di più del 45%. Su una prestazione poi così altamente tecnologica ha un doppio rischio. Il primo appunto di rendere insostenibile l'esecuzione di questo tipo di prestazione, ma l'altro anche quello di avere un blocco negli investimenti in nuove apparecchiature, che sono fondamentali per garantire diagnosi precise e tempestive. Se il costo della prestazione non riesce quasi a coprire i costi di produzione della prestazione stessa, come possiamo pensare che possa coprire anche... Abbiamo un problema con il collegamento, vediamo se il dottor Natali riesce a ripristinarlo. Insomma, avete capito quella che è la situazione, questo sistema del sistema privato accreditato che lavora a fianco alla sanità pubblica. Eccolo qui, di nuovo l'abbiamo recuperato. Prego, può pure continuare, dottor Natali, prego. No, e dicevo, come facciamo a pensare che con un taglio del 45% del tariffario si possa anche investire in nuova tecnologia? Una nuova tecnologia e un ammodernamento digitale che al giorno d'oggi diventano fondamentali per garantire delle cure di qualità ai nostri pazienti. Chi sostiene il nuovo tariffario afferma che i tagli servirebbero a ridurre la spesa sanitaria. È effettivamente così? Ma sicuramente con un taglio lineare di questo tipo la riduce senz'altro, perché hanno tagliato in maniera indiscriminata su tutte le prestazioni. Noi non siamo contrari a una revisione del tariffario, ma pensiamo che debba essere effettuata in modo serio e professionale. Il problema secondo me è proprio questo: non è stato fatto uno studio su quelli che sono i reali costi delle prestazioni sanitarie al 2024, e questo l'ha dichiarato anche Agenas, non lo dice solo AIOP. Questo cosa significa? Che sono state riviste le tariffe con una logica del pareggio di bilancio, con la necessità di inserire nuove prestazioni ma isorisorse. Mentre si sarebbe dovuta fare un'analisi tecnica su quello che è il costo delle prestazioni, ma anche sugli esiti clinici, perché il valore di una prestazione non può essere misurato solo in termini economici, ma anche in base al beneficio che dà il paziente. Sempre di più il paziente vuole trovare una prestazione in tempi rapidi, con una tecnologia d'avanguardia, ma che dia un esito il più possibile positivo. Che cosa bisognerebbe fare per mantenere il livello della sanità nazionale ad un livello elevato, anche della sanità veneta, a vostro parere? Ma da questo punto di vista un approccio corretto dovrebbe essere quello di un'analisi, almeno per quanto riguarda la Regione Veneto, che può magari andare oltre il tariffario nazionale e proporre, come ha sempre fatto, un suo tariffario che valorizza maggiormente la qualità, quindi andare a rivedere un tariffario con una logica di reali costi di produzione. Questo qua permetterebbe di valorizzare la qualità delle prestazioni, soprattutto anche magari focalizzandoci sul corretto cambio del parco macchine tecnologico o sulla corretta digitalizzazione dei percorsi assistenziali, però valorizzando quella che è la competenza e la professionalità delle strutture private accreditate e pubbliche che erogano queste prestazioni.
Che cosa chiedete al governo e l'appello che fate in vista di questa sentenza attesa, lo ricordiamo, il 28 gennaio da parte del TAR? Allora, più che al governo mi appello alla Regione, nel senso che la nostra speranza è che continui a fare ciò che ha fatto in questi primi 3 mesi del 2025. La Regione Veneto ha deciso di mantenere invariato il proprio tariffario regionale, che è stato costruito anni fa proprio con l'intento di valorizzare la qualità della sanità veneta. E quindi quello che è il nostro appello è che continui anche dopo il 31 di marzo, che è la data ultima ad oggi del tariffario di Regione Veneto, e che quindi si possa continuare a lavorare in questo percorso che valorizzi la qualità delle prestazioni della nostra regione e della nostra sanità. Lei prima faceva riferimento alle prestazioni, parlava dell'ECO se non ricordo male, Sì. Proprio anche i medici, radiologi del comparto privato accreditato hanno lanciato il vostro stesso allarme sulle tariffe. Quali sono i numeri del comparto dal punto di vista di strutture e personale? Allora, se guardiamo il comparto in senso più ampio, quindi aggiungiamo anche ad AIOP, ARIS e ANISAP, abbiamo 27 ospedali accreditati e 130 strutture ambulatoriali, e il numero totale dei professionisti, dipendenti e liberi professionisti impiegati sale a quasi 15.000. Questo è un importante, diciamo, volume di strutture che erogano tantissime prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale, il Servizio Sanitario Veneto in tutta la regione, e tutte queste strutture, tutti questi professionisti, tutti questi dipendenti sono seriamente preoccupati perché il 31 marzo, che è la data ultima del vecchio tariffario di Regione Veneto, è alle porte, e un'applicazione in toto del tariffario nazionale significherebbe una ripercussione negativa sui pazienti e sugli operatori che lavorano nel comparto. Quindi 28 gennaio la sentenza, Sì. Eventualmente di fronte ad una sentenza che applica queste nuove tariffe, come pensate di muovervi? Se ci sono dei margini di manovra, insomma? Ci sarà sicuramente da riguardare quello che è il case mix di prestazioni offerte, capire più nel dettaglio quelle che sono le prestazioni, come quelle che abbiamo visto prima dell'ecoaddome, che sono in perdita, e in strutture magari più complesse si riesce a creare un case mix comunque stabile. In tante altre strutture probabilmente tante altre strutture decideranno di abbandonare l'accreditamento col Servizio Sanitario Nazionale e dedicarsi, come hanno scelto altri player del mercato, all'attività del privato puro. Ipotizzo che quello potrebbe essere uno scenario. Allora, dottor Natali, noi ci diamo appuntamento dopo la sentenza del TAR per capire quello che accadrà, dandovi naturalmente il tempo un po' di fare il quadro tra tutte le associazioni e capire quello che succederà concretamente. In questo momento stiamo facendo delle ipotesi, ma dopo la sentenza del 28 gennaio ci sarà qualcosa di ben più concreto e avremo anche dei dati più chiari della situazione, che andrà, lo diceva lei, ad influire anche poi sullo smaltimento delle famose liste d'attesa, che chiaramente sono un nodo della nostra sanità. Grazie davvero al dottor Samuele Natali, del direttivo AIOP Veneto, e torneremo ad aggiornarci presto con lei. Grazie dottore, buon lavoro. A presto. Noi siamo in chiusura, vi ricordo un po' di appuntamenti da ricordarvi: 21 questa sera in diretta su Antenna 3, nuovo appuntamento con Ring, mentre vedete il sondaggio scorrere, ospiti Alberto Villanova della Lega, Claudio Borgia di Fratelli d'Italia, Stefano Pelloni del Partito Democratico, Andrea Zanoni di Europa Verde, Fabrizio Boron di Forza Italia. Nel ringraziare Alberto Pivetta e Francesca Pezzo in regia, io vi lascio al documentario Borgo Italia e al film Dove batte il cuore, naturalmente dopo la sigla e dopo le previsioni del tempo. Grazie e buon pomeriggio.